Amici del futsal, appassionati di calcio a 5, buon pomeriggio da Marco Pagano, ben ritrovati da San Donato Milanese. È la prima del girone di ritorno per la kick-off che affronta il Bitonto, terzo in classifica, ha vinto 6-1 nel girone d'andata col gol anche dell'ex Greta Ghilardi, oggi presente al ritorno qui a San Donato. È una partita speciale chiaramente per la ragazza cresciuta qui sotto la guida di Riccardo Russo ad affrontare per la prima volta le sue ex compagne. La kick-off ha chiuso ottava il proprio cammino, conquistandosi di fatto l'accesso in Coppa Italia anche grazie ai risultati della Lazio che però ha vinto nella gara che ha anticipato questa prima giornata del girone di ritorno e scavalcato quindi di conseguenza una kick-off che in questo momento si trova fuori dalla zona playoff e ha bisogno di punti da conquistare chiaramente a San Donato in questo 2026 che inizia di fatto con un girone di ritorno ancora tutto da decidere. 2026 che si era aperto chiaramente con l'ultima del girone d'andata, perso dalla kick-off. E la kick-off si giocherà le prime carte di questo girone di ritorno con il Bitonto, terza forza di questo campionato e a più 12 dalla kick-off in questo momento in campionato. La squadra di Cataldo Guarino che di certo parte con un strapotere tecnico. Lucileia, Brunigna, l'inserimento anche di Ghilardi che fa parte ormai da tempo del roster della nostra nazionale femminile. E certo è una squadra, una corazzata che può competere con le maggiori forze del campionato. CMB e Roma, solamente loro sono davanti a questo Bitonto in questo avvio di stagione. Arbitrano i direttori di gara Giovanni Agosta della sezione di Rovigo, Andrea Guadagni di Castelfranco Veneto e Ilaria Migliaccio invece di Seregno. È la cronometrista per questo pomeriggio. Primo pallone per il Bitonto che inizierà con le titolarissime. C'è tra le altre ovviamente Greta Ghilardi insieme a Lucileia Grieco e in porta Torma. È una squadra, come detto, che rappresenta da tanti anni ormai una forza del nostro campionato. Non ha vinto l'ultimo campionato, ma di fatto nelle stagioni precedenti aveva dominato Coppa Italia, campionato e Supercoppa. Oggi vuole ripartire nel proprio cammino dopo 3 vittorie consecutive nel finale del girone d'andata per iniziare al meglio anche il girone di ritorno. Sul pallone il capitano del Bitonto Lucileia a dare il via a questo pomeriggio tra kick-off e Bitonto. Ultimo check da parte di Giovanni Agosta della sezione di Rovigo. E comincia a riempirsi anche il palazzetto di San Donato in attesa del via. Fischia l'arbitro, è iniziato il primo possesso del Bitonto, è iniziato il girone di ritorno per kick-off e Bitonto con Grieco pronta a smistare dalle zone di Greta Ghilardi che tocca così il suo primo pallone da ex sul campo di San Donato. Fino alla passata stagione vestiva la maglia dell'All Blacks, oggi si trova dall'altra parte. Nicoletti, Bovo su di lei, Borges non può intervenire, Lucileia lavora questo pallone per Grieco in 2 tempi, riesce a tenerla lì Pepe. Prima parata di questo pomeriggio per Mariana Pepe, sempre molto impegnata nelle vere casalinghe della kick-off. L'abbiamo vista anche in difficoltà nell'ultima giornata, non si è potuto rialzarsi. Col passare dei minuti, poi nel secondo tempo tanto spazio al portiere in movimento per Riccardo Russo che comunque non è riuscito nemmeno con quella mossa a raddrizzare un pomeriggio complicato. Qui Coppare, l'indietro sul pressing di Lucileia, imbucata, Ghilardi e Nicoletti liberano. Un kick-off che riparte da Pepe. Lucileia calcia col destro, altra bella parata di Bovo che la tiene in 2 tempi. Intervento di Pepe sul pressing di Lucileia. Ghilardi pronto a battere, Lucileia anticipata da Coppari, rimessa per il Bitonto che ha iniziato col giusto atteggiamento questo pomeriggio. Torma a rimettere in movimento Greta Ghilardi.
Grieco sfigia la marcatura, calcia col sinistro. Tentativo dalla distanza da parte di Grieco, che si è trovata completamente libera. È mancato qualcosa negli accoppiamenti là dietro per la kick-off, che riparte adesso da Gabi De Souza. Primo pallone toccato del pomeriggio. Coppari, inserimento con Nicoletti che prova a scavalcarla. Deviazione da parte di Torma e sarà calcio d'angolo anche per la kick-off. C'è Bovo alla battuta. Borges dentro con Gabi e Coppari fuori. Calcia Gabi sull'esterno della rete, nessun problema per Torma. Già pronto a rimettere il movimento il Bitonto, che riparte da Grieco. Ghilardi. Movimento di Nicoletti ad aprire il gioco. Grieco torna in possesso. Davanti c'è Lusileia. Già 12 marcature nel girone d'andata per Lusileia. Sempre punto di riferimento del Bitonto qui Nicoletti. Non può intervenire sul pallone troppo lungo, che si spegne direttamente sul fondo. Si riparte da Pepe. Gabi De Souza in possesso. Andati via i primi 2 minuti del primo tempo. 0-0 il risultato qui a San Donato. Errore di impostazione da parte di Bovo. Ghilardi. Grieco. Nicoletti. Lavora questo pallone di ritorno. Pressing alto da parte di Bovo. E altra rimessa per il Bitonto, che ripartirà nuovamente da Grieco. Bassa ad attendere, c'è Greta Ghilardi che imposta col mancino verso Lusileia. Coppari a sporcare il movimento del capitano del Bitonto. Ci prova dalla distanza Ghilardi. Deviazione di Pepe, calcio d'angolo. Sinistro potente, ben indirizzato da parte di Greta Ghilardi. Pericolosa la traccia provata centrale dal Bitonto, che ripartirà da questa rimessa per Grieco. E va dentro dove c'è Lusileia anticipata. Allora Borges col tacco per Gabi De Souza, che prova a partire in mezzo a due. Gabi De Souza incrocia sul fondo. Ottimo contropiede guidato da Gabi De Souza, che è arrivata fin dritta davanti alla porta. Torma ha protetto bene lo specchio. Ha forzato la giocata incrociando con il destro Gabi, con la palla che è terminata direttamente fuori. Ma bella risposta della kick-off, che non sta solo ad attendere, ma riparte anche con buona qualità. Lusileia su pressing di Coppari, rischia di perderla, poi riparte. Lusileia se la porta sul destro, può anche calciare. Lusileia la tocca una volta di troppo. Gabi De Souza interviene. E altra rimessa per il Bitonto. Alla battuta Ghilardi, dentro per Lusileia, che la gira. Altra bella parata in volo di Pepe, calcio d'angolo. Già 4 interventi per il portiere della kick-off. Gli ultimi 2 sui tiri della distanza di Lusileia e Greta Ghilardi. E adesso angolo con Nicoletti dentro. Ghilardi anticipata, Coppari non può ripartire, poi rilancia. Nel vuoto, rimessa laterale per il Bitonto. Ghilardi. Tocco arretrato, Nicoletti di nuovo per Ghilardi, dribbling riuscito su Bruna Borges. Grieco, finta su Bovo, rientra Grieco. Ghilardi a lavorare questo pallone. Borges insiste sull'ex di giornata, che è costretta poi a tornare all'indietro. Torma ad impostare dal basso. Lusileia, 3,5 andati. Cinedese entrata adesso per il Bitonto. Primo cambio effettuato da Guarino per il Bitonto. Rimessa laterale proprio per Cinedese, pronta ad impostare. Cinedese rientra. Grieco calcia, ribattuto il tentativo, ripartenza frenata di Bovo, che si stava portando il pallone sull'esterno. Torma recupera il possesso, sarà Grieco a rimettere in movimento il Bitonto. Cinedese. Imbucata, l'uscita per Lusileia, che si gira sul sinistro. Lusileia fa da perno, crossa senza deviazione, palla in fallo laterale. La solita differenza proposta da Lusileia, che quando parte spalla alla porta sa sempre cosa fare
Entra in campo Manieri intanto per la kick-off al posto di Bovo. Manieri, Gabi De Sousa, triangolo che non si chiude. Ghilardi prova a calciare dalla distanza, arriva tutto il tentativo, palla che resta lì, pericolosa. Una palla vagante, ripartenza per Bruna Borges che è davanti al portiere. Borges con lo scavetto, Torma l'attende e inchioda il pallone di Bruna Borges. Siamo già dall'altra parte con Lusileia che imbuca per Greta Ghilardi che tocca il pallone vincente. Passa il Bitonto con il gol del vantaggio dopo 4 minuti e mezzo. Grieco ha sbloccato il risultato. Borges davanti al portiere non è riuscito a scavalcare con un pallonetto Torma. È in vantaggio il Bitonto dopo 4 minuti e 26 secondi con la prima rete di questo pomeriggio da parte di Grieco. Coppari, Gabi De Sousa è subito sotto la kick-off che adesso prova a tornare all'attacco. Manieri infastidita dal pressing di Nicoletti, la tiene comunque in campo. Manieri tocca rischiando su questo pallone, uscita di Pepe che deve mettere una pezza all'errore di Manieri. Si era fatta pericolosa Di Vincenzo appena entrata in campo. Cenedese, assist quindi per Greta Ghilardi da ex. Tocco vincente per innescare la conclusione di Grieco e adesso Pepe riparte dal basso per la kick-off. Coppari, Gabi De Sousa, Manieri. Tocco per Bruna Borges. Ha avuto forse la migliore occasione della kick-off in questo avvio. Coppari se ne va in bello stile su Ghilardi. Calcia Coppari. Torma in 2 tempi, la tiene. Insidioso il tentativo di Coppari, gestito in 2 tempi da Torma. Nicoletti, Cenedese, Ghilardi. Adesso riparte il Bitonto impostando dal basso. Di Vincenzo non si gira sul pressing di Coppari. Ultimo tocco da parte di Vincenzo e quindi rimessa per la kick-off. Tocco di Manieri, Coppari, Gabi De Sousa, Borges larga. Torna all'indietro da Gabi De Sousa. Coppari, pressing alto di Vincenzo. Bruna Borges in mezzo al traffico, prova ad andarsene. Allarga dove c'è Manieri. Controllo riuscito, Coppari, anticipo di Cenedese solo per un attimo. Bruna Borges esce, palla al piede. Larga c'è Coppari, dentro va Manieri. Coppari trovata, Borges anticipata, Nicoletti tocca. Manieri calcia con un tiro che non mette i brividi questa volta. Torma, palla sul fondo. Nicoletti, Greta Ghilardi, Cenedese. Lungo questo pallone, Gabi De Sousa interviene, Ghilardi invece in contrasto, Ghilardi calcia. Pepe ci mette di nuovo le mani, si resta 1-0, Gabi De Sousa riparte, vuole calciare dalla distanza, Nicoletti glielo impedisce, rimessa per la kick-off. Time out. Time out, quindi a San Donato, gioco fermo dopo 6 minuti e mezzo di questo primo tempo. È 1-0 il risultato per il Bitonto, che è avanti grazie al gol di Grieco sull'assistenza di Greta Ghilardi. È una kick-off che ha avuto anche un paio di occasioni anche importanti, non è riuscita però poi a trovare il gol del pari. Pronti a ripartire a San Donato.
Torma. Imposta il possesso per Greta Ghilardi. Nicoletti. Lascia il pallone di Vincenzo, Nicoletti all'indietro per Ghilardi. Cenedese incrocia per Nicoletti, presa in controtempo la numero 6 del Bitonto. Kickoff che riparte con l'ingresso di Baldassarri. Manieri. Bruna Borges. Baldassarri in mezzo al traffico se ne va. Manieri lascia il pallone. Poi il pressing di Di Vincenzo. Baldassarri lavora, poi di sponda Coppari, buona uscita della kickoff. Baldassarri se ne va, ce l'ha sul mancino, allarga per Coppari che rientra. Coppari calcia, timido il tentativo di Coppari, facile la presa di Torma. Nicoletti. Cenedese. Ghilardi prova a farsi vedere. Dribbling non riuscito su Manieri, semplice rimessa già battuta. Nicoletti anticipata da Coppari che la tiene anche in campo. Ripartenza adesso per la kickoff con Manieri che lancia il filtrante a caccia di Coppari. Pallone troppo lungo, Torma rimette in movimento il Bitonto. Cenedese. Di Vincenzo. Nicoletti. Ghilardi. Di Vincenzo chiusa qua nel tentativo da Baldassarri. Ghilardi deve tornare all'indietro, alleggerire verso Torma. Continua il possesso del Bitonto che qui lancia forzatamente in zona Nicoletti. Palla che si spegne sul fondo, si ripartirà da Pepe. Baldassarri. Coppari, larga Borges. Movimento di Manieri, trovata dietro per Coppari, larga c'è Baldassarri da questa parte a sfidarla Di Vincenzo, rientra sul sinistro Baldassarri, incrocia male, ne approfitta Greta Ghilardi per ripartire per il Bitonto che si distende adesso con Cenedese che non arriva in tempo sul pallone. Palla che si spegne in fallo laterale per la kickoff, torna in campo Gabi De Sousa. 8,5 andati via in questo primo tempo, è sempre 1-0 per il Bitonto con il gol di Grieco. Gabi. Manieri. Baldassarri, chiusura di Lusileia. Dribbling riuscito, Lusileia se ne va in bello stile, fallo da parte di Manieri. E da cartellino giallo l'intervento della numero 10 della kickoff. Se ne stava andando dritta in porta qui Lusileia, doppio dribbling ben riuscito. E primo giallo di questo pomeriggio per Manieri dopo 8 minuti e 43 secondi di questa prima frazione. Punizione per Lusileia. Pronto adesso a calciare verso la porta Lusileia, è uno schema, Cenedese tocca male, ripartenza per Manieri, stoppata sul nascere da Lusileia. Torma, lancia in avanti, Pepe smanaccia come può, palla in fallo laterale. Forte nel tentativo di Cenedese che non trova il movimento dentro l'area. Ripartenza per Gabi De Sousa. Manieri chiude il triangolo. Gabi è partita, può andare in porta. Gabi De Sousa scivolando. Palla sul fondo. Brivido qui per il Bitonto in ripartenza, grande velocità da parte di Gabi De Sousa. E già il secondo scatto fulmineo da parte della numero 11 del kickoff che si è trovata nuovamente a tu per tu con Torma, anche in questo caso ha calciato di poco a lato. Uscita del Bitonto di Francesco, calcia incrociando tra le mani di Pepe. Borges, Baldassarri, appoggio per Manieri, larga c'è Gabi De Sousa, più alta Borges, anticipata dalla chiusura di Cenedese che crollando forse tocca anche con la mano, rimessa laterale già battuta da Manieri in avanti per Bruna Borges, buona
La chiusura di Lusileia, che qua interviene un'altra volta e prova ad andarsene in solitaria. Lusileia allarga per la conclusione di Di Vincenzo, deviata da Gabi De Souza. È proprio Di Vincenzo ad andare per Grieco che calcia in controbalzo. Non era facile tenere bassa questa traiettoria, palla sul fondo, Pepe riparte, Manieri. Baldassarri, dribbling riuscito, può andare in porta Baldassarri, rientra sul sinistro, Baldassarri, altra finta, Grieco interviene, Gabi De Souza calcia. Ripartenza per il Bitonto con Cenedese. Deviazione di Pepe in calcio d'angolo, brivido qui per la kick-off, intervento così di Pepe, che stava per mettere in enorme difficoltà la kick-off sul tiro di punta di Cenedese dalla distanza. Si resta 1-0, superata da poco la metà del primo tempo. 9:54 all'intervallo. Tocco per Grieco al limite dell'area, scarico per Lusileia che si gira. Muro da parte di Bruna Borges e ripartenza per Gabi De Souza, allarga Baldassarri, Gabi tocca per Borges che torna da Gabi. Tocco col braccio evidente e sfuma l'opportunità qui per la kick-off. Ha avuto una bella opportunità qui la kick-off, gestita però male la palla da Gabi De Souza. Adesso Ghilardi ad impostare Cenedese a toccare questo pallone per Greta Ghilardi. Cenedese non passa sulla pressione ben organizzata della kick-off. Ghilardi torna intanto in campo Nicoletti al posto di Cenedese e tocca adesso per Greta Ghilardi che non è ancora uscita. Lusileia in mezzo a due, se ne va. Lusileia deve lasciare metri ma tenere comunque il pallone tra i piedi. Rimessa per il Bitonto. Larga Ghilardi, servita da Grieco. Nicoletti. Palla uscita sulla pressione di Gabi De Souza, ultimo tocco di Lusileia, già battuto il fallo laterale per la kick-off. Manieri, Baldassarri, torna all'indietro per Bruna Borges. Movimento di Manieri, trovata Baldassarri, vuole giocare di sponda, Nicoletti chiude alla fine il tentativo di Baldassarri che si spegne in fallo laterale. Possesso per il Bitonto, 8:34 all'intervallo. Vantaggio del Bitonto che per adesso regge. Lusileia sotto le gambe di Pepe, raddoppia il Bitonto con il guizzo del capitano Lusileia. 2-0. Ha avuto troppo spazio Lusileia e a 8:18 dall'intervallo fa 2-0 per il Bitonto, raddoppio del Bitonto appena dopo la metà del primo tempo. Ha avuto però troppo spazio qui per calciare Lusileia, poi errore evidente da parte di Pepe che non riesce con le gambe a schermare la traiettoria. Nicoletti adesso all'indietro, si fa durissima nuovamente per la kick-off come nell'ultima in casa. Uscita di Greta Ghilardi che va dentro per Nicoletti, alla fine palla che schizza fuori, entrata in campo anche Badassa. Riprende il possesso la kick-off sotto di 2 gol. Bovo, Gabi De Souza, Coppari. Rientra. Gabi crolla a terra, fallo di Lusileia. Il Bitonto rilancia in avanti, Gabi De Souza controlla,
Tiene il pallone Gabi, filtrante per Bruna Borges che potrebbe anche calciare, poi Coppari dalla distanza col destro. Calcia sul fondo. Bella opportunità questa volta manovrata della kick-off. Cenedese. Nicoletti. Ad attendere il pallone Greta Ghilardi che rilancia in zona Nicoletti. Chiusa. Abadessa. E rimessa già battuta per Greta Ghilardi. Cenedese controlla questo pallone, rientra per Abadessa che si gira col sinistro, deviazione sul tentativo di Abadessa. Intanto l'arbitro assegna il possesso alla kick-off. Ha lasciato correre sul fallo della kick-off. Adesso possesso per Coppari, dentro l'area Coppari si gira, Torma. Ultimo tocco da parte di Coppari, quindi sarà rimessa dal fondo. Abadessa. Dribbling riuscito di Nicoletti. Ghilardi col tacco sbaglia. Borges solo per un attimo. Ghilardi esce, palla al piede. Ghilardi finta su Coppari. Vince il contrasto, allarga per Cenedese. Dribbling riuscito, palla in campo. Cenedese. Pallo colpito, palla ancora in movimento. Abadessa. Azione insistita del Bitonto vicino al gol del 3-0. Abadessa. Nicoletti. Cenedese. Torna da Nicoletti, Ghilardi sul pressing di Bruna Borges. Allarga qui male. La kick-off riparte con un nuovo possesso. Nicoletti. Ghilardi. Lascia il pallone per Nicoletti che sbaglia qui l'appoggio, rimessa per Arianna Bovo che chiama il possesso alle sue compagne. Baldassarri. Coppari si gira, calcia dalla distanza, Torma la tocca e calcio d'angolo, kick-off. Sta crescendo la kick-off, ci sta provando anche con i tiri dalla distanza. In questo caso occasionissima per Coppari. E sarà calcio d'angolo. Cross che arriva, Baldassarri si coordina, non era facile, palla che termina direttamente sul fondo. Lancio lungo per Greta Ghilardi che davanti alla porta, Ghilardi si può girare, Ghilardi sull'uscita da parte di Sesti che adesso ha preso il posto di Pepe. Ghilardi poi calcia dall'altra parte, Abadessa non può intervenire. E alla fine possesso per la kick-off. Entrata Sesti da qualche minuto quindi al posto di Pepe. Coppari, imbucata, Bovo, si gira, Bovo! Palla in fallo laterale, altra buona opportunità manovrata della kick-off che a 5 minuti dall'intervallo sta collezionando le occasioni giuste per provare a tornare sotto nel risultato. Adesso è lontana di 2 gol. Nicoletti, Ghilardi. Prova ad andarsene in velocità, Coppari l'attende, uscita di Baldassarri che tocca per Coppari, larga c'è Borges, vista, Borges, Baldassarri dal limite, vorrebbe scaricare col sinistro in porta, Torma in 2 tempi.
Adesso il Bitonto attende prima di forzare la giocata, ha capito la pericolosità della kick-off. Nicoletti Cenedese a confezionare questo possesso. Di Vincenzo Guarischia. Baldassarri, Bovo. Tocco per Borges, imprendibile questo pallone. Torma. Grieco. Ghilardi torna da Grieco dopo il tocco di Nicoletti. Grieco va dentro, Cenedese non può toccare, rimessa laterale comunque per il Bitonto. Iniziati gli ultimi 4 minuti, sotto di 2 gol. Una kick-off in casa contro il Bitonto. Cenedese, Grieco dal limite con la punta. Ribattuto il tentativo. Cenedese. Ghilardi, dribbling non riuscito. Adesso c'è una buona opportunità in contropiede per il Bitonto, che però ruba subito il pallone. Ghilardi allarga. Chiusa Ghilardi da Bovo. E poi Borges. Riparte dal basso dove c'è Baldassarri. È scattata Bovo, non l'ha vista Baldassarri. E allora costruisce dal basso dove c'è Coppari. Tocco arretrato. Borges nel vuoto. Turma senza grossi problemi. Nicoletti. Grieco. Ghilardi. Di Vincenzo. Torna da Ghilardi, adesso detta il ritmo il Bitonto per non correre pericoli. Qua sbaglia l'appoggio Ghilardi per Grieco. Torna in campo Manieri. Time out chiamato da Riccardo Russo a 2:51 dall'intervallo. La kick-off ha bisogno di ripulire anche le idee, trovare l'opportunità giusta per provare a tornare a -1. Il secondo gol di Lusileia, di certo complicato la strada nella kick-off in questo pomeriggio. In una gara che resta comunque equilibrata anche nel ritmo e nelle opportunità costruite dalle due squadre. La kick-off ha avuto diverse occasioni, ha sprecato con Gabi De Sousa e Borges soprattutto. Ma ancora c'è tempo per provare a ricostruire la propria partita per la squadra di Russo, che nel primo tempo ha cambiato anche il portiere, inserendo Sesti al posto di Pepe. Si riparte col possesso per la kick-off. Da ripetere il tocco di Manieri per Baldassarri. Larga Manieri. Gabi De Sousa. Coppare lì dietro per Manieri. Asfissiante la pressione di Grieco, che adesso pressa tutto campo anche Baldassarri. Gabi De Sousa, resta lì la kick-off che alla fine è costretta a lanciare nel vuoto. Turma senza grossi problemi riparte da Nicoletti. Di Vincenzo. Sesti. Baldassarri. Manieri. Coppari. Movimento di Manieri, pescato, almeno cercato. Nicoletti in chiusura, prova a ripartire sulla pressione di Coppari. Alta anche Baldassarri su Grieco che lancia in avanti dall'altra parte dove c'è Di Vincenzo che tocca per Lusileia. Porta vuota, Lusileia, 3-0 per il Bitonto.
18 minuti e 27 secondi, 3-0 Bitonto con la doppietta di Lusileia a porta vuota. Tutto troppo facile sull'ottima uscita di Grieco che ha tagliato il campo per Di Vincenzo. La kick-off si è fatta cogliere preparata, non ha potuto nulla Sesti l'uscita. E 3 gol di vantaggio adesso per il Bitonto. Finale di primo tempo molto complicato per la kick-off che ha avuto le sue opportunità per tornare in partita. Adesso si trova sotto di 3 reti e deve riscalare una montagna. Borges rientra, tocco per Gabi che calcia dalla distanza, forzato il tentativo, Gabi rientra e alla fine non calcia. Coppari, Borges, Gabi De Souza, Manieri, finta, va sull'esterno, Gabi De Souza, murata da Lusileia. Adesso semplice rimessa per la kick-off mentre è entrato l'ultimo minuto di questo primo tempo con la conclusione di Bruna Borges dalla distanza, 54 secondi alla sirena. Gabi De Souza lascia il pallone per Manieri, conclusione murata da Torma e adesso rimessa per la kick-off. Chiama lo schema Bruna Borges, dentro Coppari, murato il tentativo, Grieco può andare in contropiede isolato, Grieco finta, lasciare il pallone per la conclusione, Sesti ci mette la gamba per salvare la kick-off da un possibile 0-4. Lusileia, tocco all'indietro, Valenzano gestisce adesso gli ultimi 35 secondi, Torma uscendo fuori dai pali, Torma qui sbaglia e concede un possesso per la kick-off, 27 secondi. Manieri, Borges, Lusileia a coprire l'uscita di Torma che però è in ritardo, Valenzano, Lusileia, Coppari su di lei, Valenzano presa in controtempo. Allora l'ultima occasione ce l'ha la kick-off a 9 secondi dalla fine. Coppari dal limite scarica male, è rimessa dal fondo per il Bitonto, si spegne forse l'ultima opportunità di questo primo tempo per la kick-off che sotto di 3 reti, doppietta di Lusileia e rete in avvio di Grieco. Valenzano, Bitonto che attende calciando in porta, Sesti senza problemi. Termina così la prima frazione a San Donato, è 3-0 per il Bitonto. Avanti di 3 reti grazie alla doppietta di Lusileia e alle reti di Grieco in avvio. Adesso noi ci prendiamo una pausa e poi torniamo per la ripresa qui da San Donato per kick-off Bitonto.
Pronto a tornare in campo a San Donato sul risultato di 3-0 per il Bitonto, doppietta di Lusileia, rete in avvio di Greco e tutto in salita chiaramente per la Kickoff, che ha provato a gestire anche le energie in un primo tempo abbastanza equilibrato a tratti, poi però nelle occasioni è mancata la squadra di Riccardo Russo, che invece è stata trafitta per 3 volte da un'ottima Lusileia. Inizia la ripresa con la Kickoff sotto di 3 gol, primo errore di concentrazione qui di Gabi De Souza, nel primo pallone recuperato dal Bitonto che è avanti di 3 reti. Ghilardi, Grieco, pallone chiamato da Nicoletti che qua va in dribbling su Coppari, passa Nicoletti, altro dribbling, poi sterza all'indietro per Greta Ghilardi che manovra. Grieco, Lusileia, di ritorno per Grieco, Nicoletti ad attendere, Ghilardi, Nicoletti, Lusileia, pallone che esce, torna in possesso quindi la Kickoff, Coppari, Gabi De Souza, lasciato il pallone per Bruna Borges, Bovo, Coppari, buono il dribbling su Ghilardi che però torna sul pallone senza commettere fallo. Alla fine la Kickoff deve concedere un possesso al Bitonto. Torma in possesso adesso il Bitonto, un lancino avanti, la squadra di Guarino avanti di 3 reti, chiaramente può gestire questo risultato senza forzare la giocata. Coppari, dentro per Gabi De Souza che calcia, Torma, intervento semplice in questo caso del portiere del Bitonto. Ghilardi, Lusileia, tocco arretrato per Grieco, presa in controtempo, allora riparte la Kickoff da Bruna Borges, larga Gabi De Souza, dribbling non riuscito, poi di forza Gabi prova ad andarsene, perde il pallone ma con il fallo di Grieco c'è possesso adesso per la Kickoff. Baldassarri alla battuta, potrebbe anche calciare da quella distanza, va Baldassarri in porta, Torma tocca, Borges alla fine attende che la palla esca, rimessa laterale per la Kickoff già battuta, sporcata da Nicoletti, un altro possesso il Blacks, Gabi De Souza anticipata, Coppari con deviazione, si resta lì, la Kickoff ci prova a riaprire la partita in questo avvio di ripresa. Andato via 1 minuto e 50 secondi di questo avvio di secondo tempo. È tornata in campo Pepe, nel finale del primo tempo si era vista Sesti tra i pali della Kickoff. Baldassarri, sporca il tentativo, la palla esce, si ripartirà da Grieco. Nicoletti, Grieco, movimento di Lusileia. Lusileia calcia, Pepe in uscita a dirle di no. Kickoff però lascia come al solito degli spazi pericolosissimi. Il Bitonto non si fa pregare. Con le giocate di qualità riesce ad andare al tiro e a smarcare la propria numero 10. Nicoletti. Grieco, tocca per Lusileia, Ghilardi, Nicoletti, torna da Ghilardi che pensa anche al tiro, poi manovra trovando Grieco, chiuso il triangolo, Ghilardi non calcia, murato il tentativo e Lusileia ripulisce questo possesso continuato adesso del Bitonto, chiusura di Coppari, rimessa adesso per il Bitonto.
sbagliato qui l'appoggio di Grieco, si riparte da Pepe, possesso per la kick-off Gabi De Souza, allarga dove c'è Bruna Borges, Manieri, finta, sterza, va da Coppari che adesso punta Cenedese, col tacco Manieri, Coppari, trovata libera Gabi De Souza, costretta a tornare da Bruna Borges per Demetri, la kick-off che comunque mantiene il possesso. Qui l'uscita fallosa da parte di Lusileia, primo fallo di questo secondo tempo da parte del Bitonto. A terra Bruna Borges, buona opportunità da calcio piazzato adesso per Baldassarri, si è rialzata Bruna Borges, calcia Baldassarri direttamente sul fondo, nessun problema per Torma. Cenedese, Grieco infastidita dalla pressione alta di Baldassarri, buona uscita comunque del Bitonto, stoppata solo per un attimo da Gabi De Souza, poi ci pensa Baldassarri a completare l'opera. Gabi si trascina il pallone fuori, adesso nuovo possesso per il Bitonto. Lusileia, Cenedese, allarga Ghilardi dove c'è Lusileia, anticipata, Gabi De Souza vuole tenerla in campo, alla fine ce la fa, ricostruendo da Baldassarri, pericoloso questo tentativo di costruzione dal basso, rimessa già battuta da Lusileia, Ghilardi che calcia in girata direttamente sopra la traversa. Coppari lascia per Manieri, Bovo, Manieri, Bovo, sbaglia qui Borges, la palla termina fuori, esce Ghilardi, entra Valenzano, meglio esce Grieco perché Ghilardi va a battere adesso la rimessa. Cenedese ad impostare per il Bitonto, buona uscita di Cenedese per Lusileia, Cenedese, finta, rientra, palla per Ghilardi che si addormenta, rischia che questo pallone esca fuori, poi alla fine Ghilardi con una grande giocata se ne va, Ghilardi per Lusileia che forse non si aspettava quel pallone, la palla termina in fallo laterale. Ghilardi quasi scivolando, la tiene Ghilardi, Coppari in chiusura, non c'è stata deviazione, almeno questo ha indicato l'arbitro che poi alla fine forse rettifica la sua posizione, era evidente la deviazione, quindi Ghilardi adesso è pronta alla battuta. Tocco per Ghilardi che non passa, allora Bruna Borges prova il contropiede adesso per la kick-off. Manieri allarga sbattendo però adesso a Cenedese, Lusileia punta alla porta, rientra sul sinistro Cenedese, anticipata da Manieri, dall'altra parte Bruna Borges, è solissima Bruna Borges, riapre il punto, 3-1 Bruna Borges, torna il gol e adesso riapre le sorti di questo pomeriggio. Isolatissima nel cuore della metacampo del Bitonto, 5-10 di questa ripresa, Bruna Borges fa 3-1 e prova a dare nuovi impulsi anche dell'ultima giornata del girone d'andata, anche nella prima di ritorno fa lo stesso con Bruna Borges che è ancora evidentemente zoppicante, non al meglio di certo, ma ha trovato il gol e quantomeno riporta in partita la kick-off.
che aveva chiuso il primo tempo sotto di 3 reti. Borges qui detta una linea di passaggio che però non c'è. Ghilardi in uscita, Valenzano, dribbling riuscito su Coppari e su Borges. Cenedese non la tiene in campo, ma c'è un fallo da parte di Bovo. Il primo fallo della kick-off in questa ripresa, anzi non è fallo ma palla che è uscita. L'arbitro ha fischiato per un pallone direttamente fuori. Bovo, possesso per la kick-off. Insiste adesso la squadra di Riccardo Russo. Allarga Bovo per Coppari. Manieri resta larga. Borges dall'altra parte in buca per Coppari davanti al portiere. Coppari ci ha pensato troppo e Torma ha chiuso lo specchio. Grandissima opportunità per andare sul 2-3 per la kick-off, che ha avuto un'idea geniale di imbucata con Bruna Borges. Coppari si è divorata il gol del 3-2 qua a Borges col destro, forte ben preciso, c'è deviazione, quindi altro calcio d'angolo. Manieri dentro per Coppari, l'anticipo e la chiusura, adesso ripartenza per Lusileia che sbatte addosso a Borges, la palla però è schizzata fuori e la rimessa è per il Bitonto. Torna in campo Nicoletti, esce Lusileia, Cenedese ad impostare proprio per Nicoletti, larga Greta Ghilardi, spalla alla porta, ultimo tocco della 3 del Bitonte, quindi possesso adesso per la kick-off, che ha preso di certo coraggio dopo il gol del 3-1 e la buona opportunità per Coppari sprecata qualche istante fa. Borges, Coppari, Manieri con l'esterno, bella giocata, palla che però termina fuori, rimessa laterale dopo il tocco di Di Vincenzo. Coppari, Manieri allarga, Borges può andare in porta, rientra sul destro Borges, lo stringe, poi Bovo anticipata, calcio d'angolo. Sempre dei piedi di Bruna Borges, il meglio della kick-off, qui calcia Manieri, palla che diventa un flipper. Torma, azione contropiede per Cenedese che può andare in porta, Cenedese! Fulmina Pepe, 4-1 Bitonto. Lanciata in porta Cenedese dopo 6 minuti e 59 secondi, fa 4-1 Bitonto. Coppari in possesso, si riparte nuovamente dal -3 per la kick-off, forse nel momento migliore della kick-off, il gol del 4-1 del Bitonto. Coppari ad impostare, larga c'è Manieri che incrocia Bovo sul pressing di Grieco, perde l'attimo nella rimessa dal fondo, sarà per il Bitonto. Cenedese perde per un attimo il controllo della sfera, poi la tiene in campo Cenedese che qui rischia di complicarsi la vita, alla fine se la cava anche di forza. Pallone per Bovo, Baldassarri, larga c'è Coppari, Baldassarri va dentro per Manieri, forse non la migliore scelta per Baldassarri, con Coppari totalmente libera. Manieri, Baldassarri sbatte questo pallone addosso a Di Vincenzo. Manieri, calcia dalla distanza senza trovare però lo specchio. Torma lascia scorrere sul fondo. Nicoletti, Grieco, torna da Nicoletti sulla pressione di Bovo. Cenedese ha compiuto però un altro movimento e la palla termina fuori. Baldassarri, Manieri col tacco, Baldassarri finta e torna da Manieri. Bovo, sterza, calcia col destro, forzando la giocata, palla direttamente a lato. Torna in campo Lusileia per il Bitonto che è avanti di 3 reti. Quando ci avviciniamo alla metà di questa ripresa, 4-1 per il Bitonto.
Lusileia contro Coppari, suola, finta, calcia sul fondo, ma con deviazione e quindi possesso per il Bitonto. Palla all'indietro, si riparte da Grieco che appoggia comodamente, una palla direttamente sul fondo. Manieri. Coppari. Baldassarri, De Sousa. Baldassarri. Libera Coppari. Chiede il ritmo adesso Riccardo Russo dalla sua postazione ad una squadra che ha bisogno chiaramente di un episodio per provare a tornare nuovamente in corsa. Aveva trovato il gol del 3-1 e poi un paio di occasioni molto interessanti per il possibile 3-2. Si trova nuovamente sotto di 3 reti la kick-off e adesso gestione pura per il Bitonto che calcia davanti con Turma, uscita imprecisa da parte di Pepe, palla che termina in calcio d'angolo. Lusileia all'indietro per Turma, pressione alta da parte di Gabi De Sousa, allarga il gioco per Grieco che alla fine conquista una buona rimessa. (9:23) di questa ripresa, il risultato di 4-1 per il Bitonto. Di Vincenzo adesso alla battuta, tocco per Lusileia che si gira, allarga per Grieco con la punta, Pepe interviene, Gabi De Sousa non ci pensa due volte, spazza in fallo laterale, altro possesso per il Bitonto. Grieco, Lusileia nella morsa di Borges e Manieri. Borges prova a scappare via alla pressione, torna calcio in avanti, Grieco la tiene in campo in questo caso sulla pressione di Baldassarri, la palla non è uscita, Baldassarri rilancia Di Vincenzo solo per un attimo, Borges anche col sombrero riparte dal basso, possesso adesso per la kick-off che torna a manovrare con Manieri sulla pressione alta da parte di Lusileia. Borges, torna il portiere in movimento a San Donato, torna Coppari adesso a dare una mano là davanti con la kick-off che attacca con tutti e 5 gli effettivi. Borges, Baldassarri, si scambiano adesso Borges e Baldassarri con larga Manieri, dentro Gabi, da questa parte a sinistra c'è Coppari. Baldassarri, Manieri, Borges, si butta dentro lei, Gabi De Sousa è uscita dai blocchi, Coppari dentro, Gabi all'indietro, Coppari con deviazione e quindi calcio d'angolo. 9:11 alla fine di questo pomeriggio a San Donato, 4-1 per il Bitonto. Baldassarri, Borges, Coppari, Bruna, Borges, tocca per Coppari, De Sousa con l'esterno, Coppari libera per Baldassarri, chiusa nel tentativo di rientro sul tocco di Lusileia e adesso kick-off che torna a manovrare dalla rimessa laterale, già battuta per Gabi De Sousa. Fa fatica la kick-off ad alzare il ritmo di questo possesso, Baldassarri apre adesso per Gabi De Sousa, Borges dentro, Gabi chiusa, altro possesso kick-off che riparte da calcio d'angolo, Gabi calcia con deviazione, questa volta è rimessa. Gabi, Baldassarri, larga Coppari, Gabi, Baldassarri, torna, movimento di Baldassarri, Torma può calciare verso la porta che è libera, Torma calcia con la palla che termina sul fondo di poco,
vicino al 5-1 il Bitonto. Brivido per la kick-off che riparte da Gabi De Sousa. Baldassarri, movimento di Manieri. Entriamo negli ultimi 8 minuti di questa partita. 4-1 per il Bitonto. Gabi De Sousa carica il destro, Manieri non può calciare, uscita di Ghilardi che alla fine però deve trascinare questo pallone fuori. Possesso che resta per la kick-off. Baldassarri, bassa adesso Gabi De Sousa, larga Manieri, Baldassarri ce l'ha sul sinistro, non trova lo specchio, palla sul fondo, Torma adesso pronto al rinvio, lancia lungo dove c'è Lussileia, tocca per ultima e quindi torna immediatamente a muovere il possesso. Adesso la kick-off, torna in campo anche Arianna Bovo. Coppari, uscita Baldassarri, Gabi De Sousa, Bovo, Gabi sul tentativo viene schermata. Bovo allarga, Gabi De Sousa incrocia, chiusa da Lussileia. Bovo, larga, c'è Coppari, servita adesso, Coppari libera per Bruna Borges che però non trova lo specchio con il destro e palla sul fondo, possesso per Torma. Abadessa torna in campo, il Bitonto riparte da lì. Bovo cattura nuovamente il possesso, Manieri, si alza Coppari, torna ad attaccare a 5 adesso la kick-off. Bovo, Coppari, Gabi De Sousa, Manieri, Bovo, Bruna Borges, torna da Bovo che calcia dalla distanza senza trovare però lo specchio. Tentativo non riuscito in questo caso del capitano della kick-off che adesso si deve difendere dalla rimessa lunga di Torma. Ghilardi anticipata da Gabi De Sousa che se la porta in avanti. Gabi allarga, Bruna Borges, palo, Gabi De Sousa in caduta e l'autorete che rimette in pista la kick-off. La toccata Abadessa, 4-2. Autorete di Abadessa sul tentativo dalla distanza di Gabi De Sousa. 4-2 a 6:28 dalla fine. Prova a riaprirla la kick-off. Il portiere in movimento ha dato i suoi effetti sperati. C'è ancora tanto da giocare. La kick-off ha ancora lo spazio per poter ricostruire questo pomeriggio in cui è sotto al momento di 2 reti. Coppari, Bovo, Coppari allarga dove c'è Bruna Borges, dentro per Baldassarri che non trova l'attimo per calciare. Altra grandissima opportunità per la kick-off. Baldassarri ci ha pensato troppo. Coppari torna proprio da lei. Baldassarri apre per Bovo. La kick-off però sente di essere tornata in partita. Manieri, Abadessa su Manieri, Bovo sulla pressione di Lussileia. Manieri torna da Arianna Bovo, larga c'è Coppari, più avanti Bruna Borges, si torna da Bovo, imbucata, Baldassarri non passa, Lussileia prova a far girare il destro dalla distanza che termina sul fondo. 5:28 alla sirena, svantaggio di 2 gol per la kick-off che dopo l'autorete di Abadessa sta provando a trovare adesso il -1 che riporterebbe tutto veramente in equilibrio. Qui la conclusione di Coppari è stata deviata da Torma e quindi calcio d'angolo per Bruna Borges.
Lusileia ha spazio, vorrebbe andare anche al tiro. Lusileia calcia con le mani Coppari in due tempi. Rimette in movimento adesso Baldassarri, ci gioca da una parte all'altra del campo. Baldassarri viene chiusa, la palla resta lì, Manieri può allargare, Baldassarri, finta, se l'allarga, chiusura di Ghilardi che intuisce, calcia dalla distanza, senza però trovare lo specchio di porta, entrati negli ultimi 5 minuti. Resta aperta la gara qui a San Donato Milanese tra Chicop e Bitonto. Rientra Gabi De Sousa, è uscita nuovamente Baldassarri. Gabi, tocco per Manieri, dietro c'è Coppari, servita adesso, tocco impreciso. Adesso time out chiamato da Guarino sul nuovo possesso per il Bitonto, che sta ovviamente cercando di difendere questo preziosissimo vantaggio. È un vantaggio che permetterebbe alla squadra di Guarino di consolidare la terza posizione in classifica, ma sa che la Kickoff con un episodio in questi ultimissimi minuti potrebbe tornare in partita fortemente. Aveva trovato il gol in avvio di ripresa prima con Bruna Borges, quello del momentaneo 3-1, l'autorete sulla deviazione di Abadessa sul tiro in area di rigore da parte di Gabi De Sousa. Sta rimettendo un po' tutto in discussione, anche se restano due le reti di vantaggio del Bitonto, che ovviamente cercherà di agire di rimessa e anche sui rinvii di Torma pescare magari il jolly per chiudere definitivamente il risultato. Pronti a tornare in campo a San Donato, 4:32 da giocare, risultato di 4-2 per il Bitonto. Torma, Lusileia, movimento di Cenedese ad offrire una linea di passaggio comoda proprio per Cenedese, che allarga, sbagliato quel tentativo di imbucata. La Kickoff riconquista il possesso rischiando e Gabi De Sousa se la trascina fuori. Ghilardi, Nicoletti, Cenedese, torna da Nicoletti che rischia quasi di scivolare. Restituito il possesso a Torma, guadagna secondi e metri adesso il Bitonto con lungo rilancio. Manieri col piatto allontana la minaccia, poi Gabi De Sousa a trascinarsela fuori. Torma calcia, Coppari la lascia lì, Gabi. Manieri non può rischiare con la porta che vuota. Alla fine il possesso sarà per la Kickoff, che in qualche modo se la cava. Gabi De Sousa inseguita da Lusileia. Bovo può allargare, Manieri attende il pallone, non calcia Manieri. Bovo, Gabi De Sousa, Bovo, Manieri allarga, Coppari dentro, Ghilardi in uscita, palla che resta lì, Lusileia potrebbe calciare anche da lì, così trascina il pallone direttamente fuori sulla pressione di Manieri. Bovo attende il momento buono per allargare. Entrati negli ultimi 3 minuti qui a San Donato, +2 del Bitonto. Tocco su Manieri da parte di Nicoletti e possesso per Gabi De Sousa. Coppari calcia con deviazione, altro grande pericolo per il Bitonto, se la cava Torma sul tocco di Cenedese. Borges, Gabi De Sousa si allarga, può calciare, Nicoletti scherma la traiettoria, battuta già la rimessa, Bruna Borges allarga dove c'è Coppari, si torna da Bruna Borges, filtrante per Coppari,
Attenta adesso la squadra di Guarino a non scoprirsi. Ghilardi riconquista il possesso, lancia in avanti Bruna Borges ad inseguire un pallone che resta in campo. Alla fine la kick-off può ripartire da Bruna Borges. Bovo, Coppari, Gabi De Sousa, Coppari, Bovo, larga per Manieri, con la punta Manieri in due tempi torna a mettere in movimento adesso Cenedese. Può andare in contropiede adesso il Bitonto, che alla fine desiste all'idea di andare in verticale. Ottima giocata di Lusileia che trattiene il pallone sul fallo di Bovo. Calcio di punizione, 1:49 da giocare. Lusileia alla battuta. Prova ad imbucare per Nicoletti, che trova il gol del 2:5. Tocco sotto porta di Nicoletti. Lo schema ben riuscito del Bitonto, che riporta adesso sul +3 il risultato. E Nicoletti a trovare il gol del 2:5 a 1:48 dalla fine. È una doccia gelata adesso per la kick-off, che sull'unica palla lasciata libera al Bitonto torna sotto di 3 reti. Coppari allarga. Bovo, imbuca, Maniera anticipata, Grieco esce, Ghilardi non trattiene questo possesso, poi alla fine palla che resta in campo sull'uscita di Ghilardi. Fisicamente straripante Ghilardi, tiene botta anche su Gabi De Sousa. Alla fine rimessa già battuta per Grieco, che può calciare in porta. Coppari lascia lì un pallone pericoloso. Uscita di Bruna Borges. Palla recuperata da Grieco, che calcia dalla distanza e diventa 2:6. C'è gioia anche per la doppietta di Grieco. A 49 secondi dalla fine diventa 2:6 con il gol di Grieco in questo finale. Bitonto che allarga la differenza di risultato, un altro risultato difficile da digerire per la squadra di Riccardo Russo. Bovo, Coppari, palla imprendibile questa volta per Bruna Borges. Nicoletti, può scendere nuovamente Ghilardi. Cenedese anticipata. Gabi De Sousa non passa. Gabi De Sousa prova a calciare. Alla fine fallo su Ghilardi a 3 secondi dalla fine.
Ultimo pallone di questo pomeriggio, 2-6 per il Bitonto. Ghilardi calcia col pallone che termina abbondantemente a lato, l'ultimo pallone di questa gara che termina sul risultato di 2-6, vince il Bitonto anche la gara di ritorno, seconda sconfitta consecutiva del 2026 qui in casa per la Kickoff, che aveva un ospite molto complicato come il Bitonto. Finisce sconfitto anche in questo caso, termina così la gara di San Donato Milanese. Buona serata e a risentirci da Marco Pagano.